Achtung, Achtung! Tutti i prigionieri rientrino nelle baracche. Achtung, Achtung! Tutti i prigionieri rientrino nelle baracche. Beh, che succede adesso? Achtung! In piedi! Ich befehle, ab sofort sind alle Vergünstigungen aufgehoben. Es ist bis auf Widerruf verboten, die Baracken zu verlassen. Jeder, der eigenmächtig die Baracke verlässt, wird sofort erschossen. E quelli di Corvée? Das gilt auch für Diensthaben und Dienstgrade. Die Posten haben von mir Befehl, ohne Anruf zu schießen. Übersetzen Sie. Non lasciate le baracche per nessun motivo, altrimenti vi spareranno a vista. Ecco fatto, ora siamo a posto. Questo, signori miei, vuol dire che se la battono! Signori! Signori! Silenzio! Il colonnello desidera parlarvi! Signori, io vi prego di ascoltarmi un momento. Noi siamo rinchiusi qui da quasi 5 anni e io mi auguro che questo sia l'ultimo. Noi dobbiamo stabilire un piano da seguire in conformità all'attuale situazione. Senza metterci d'accordo con quelli delle altre baracche? No, tenteremo di comunicare con loro. Ci penso io, colonnello, se permette. Lanci. Proviamo un po'. Hans, tu non credi che si daranno per vinti ora che la guerra è arrivata alle loro frontiere? No, oramai sarebbe troppo tardi. E poi sono dei pazzi. Proprio dei pazzi criminali. Senti, Tigre, ci sono i tedeschi secondo te? L'hai fatta l'insurrezione, no? Beh, allora ti ricorderai che hanno fatto fuori tutti quanti. L'unica speranza è che i tempi sono cambiati. Signori, ascoltate. Anche loro sono agli estremi. Ascoltate. La cosa essenziale è non provocarli. Dovete stare molto attenti. Niente provocazioni. Anche se volessimo, non ne avremmo il modo. Comunque i russi li hanno liquidati lo stesso, provocazioni o no. Sì? Hans, c'è una cosa che vorrei chiederti. Ma mi dirai la verità? Se posso la dico sempre. Non dico aiutare tutti, ma noi almeno che facciamo parte del tuo gruppo. Hai paura fino a questo punto? No, che c'entra? Piantala, lasciami dormire. Hans. Sì? Senti una cosa. Non potrebbe darsi che si fossero sbagliati e che Maria fosse viva. Potrebbe darsi, però, a quello che mi hai detto, la notizia ti è stata data dalla Croce Rossa. E poi la famiglia di Maria te l'ha confermato. Io qualche speranza ce l'ho. C'erano tante donne nelle sue condizioni, con il marito in prigionia. Fatti coraggio comunque, chissà. Vorrei vedere che succede là fuori. Colonnello, il tenente chiede il permesso di fare una ricognizione. Accordato, ma a suo rischio e pericolo.
fanno. Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! C'è qualche ferito? Ah, è lei, Otto. Allora, dottore, lei resta. Sì, infatti. Anche Inga rimane? Sì, Inga resta con me. Si rende conto delle responsabilità che si assume, dottor Rode? Nessuno può permettersi di obiettare sul suo diritto di farlo. Infatti, nessuno può permetterselo. L'epoca delle obiezioni è finita. Un giorno, quando anche lei avrà dei Sono figli... discorsi inutili, dottore. Andiamo. Perché non l'hai sistemato a dovere, quel vecchio rimbambito? In ogni caso, conti sul mio aiuto, dottore. Chi era? Era Otto. Io ho detto che noi restiamo qui, che restiamo tutti quanti. Naturalmente non ha capito perché. Possibile che non si rendano conto che io qui sono l'unico medico che esista, che tutti sanno dove trovarmi, che ho una bambina malata e che la mia presenza qui è necessaria e infine che non c'è niente che mi obblighi a fuggire. Non c'è nemmeno qualcosa che ti obblighi a rimanere, a parte naturalmente la tua amata collezione. Non ti permetto di fare dello spirito. Questa fa parte della mia casa e della mia vita. Quanto a te e a Lucia avrei dovuto farvi evacuare quando ce ne fosse stata l'occasione. Sarei più tranquillo ora. Sono sicuro che la mamma mi rimprovererebbe di non averlo fatto. Povera Elsa. Forse è meglio che non ci sia più. Dopotutto, andarsene o restare qui o da un'altra parte, che differenza fa? In quest'inferno in cui viviamo, almeno noi forse la faremo finita prima. Ma dov'è Lucia? È andata dagli Holzer. Hanno lasciato la chiave, così possiamo disporre delle loro provviste. Si divertirà a provare i vestiti della signora. Vuoi dire che è capace di frugare negli armadi degli altri? La conosci poco, tu. È un po' frivola, questo lo riconosco, però... È anche molto furba, non preoccuparti per lei. E Helen? Si è addormentata. Siamo soli. Terribilmente soli. Non c'è molto in comune fra noi, per quanto non capisca perché. Inga, hai sentito? No, papà. Sei troppo nervoso. Sì, forse. Forse hai ragione tu. Ehi, salve! Devo scappare via subito. Oh, sapete, l'intero Stato Maggiore si è domiciliato nella casa degli Holzer e io mi occupo della cucina. Accidenti, però. Le provviste degli Holzer. Scatolette in quantità, soprattutto sardine. Non approvi, Inga? Un po' di movimento in questo buco di provincia. Ciao, papà. A presto. Oh, non ti sei fatto la barba? Non vi preoccupate per me, tornerò domattina. Hai visto, papà? Sì. Che ore sono, per favore?
sono lontani. Ti ho preparato il divano qui nello studio. Dormirai come un orsacchiotto. Non aver paura, tesoro. Papà, chiunque sia, i nostri o gli altri, devi aprire, tanto entrerebbero con la forza. Mangiare. Essen. Mangiare. Trinken. Bere. Tu, Hitler kaputt. Tu bere. Hitler kaputt. Trinken. Tu. Dammi una sigaretta. Rozkwitały brzęki białych róż. Wróć, Jasieńku, z tej wojenki wróć. Wróć, cały gra. Dam ci za to róży najpiękniejszych kwiat. Wróć, cały jak szalony lat. Za to róży całe minie przeszło lato, jesień, zima już. Przekwitnęły pęki białych róż. Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Był już nie jeden rok, kwitną pęki białych róż. Tam pod lasem, gdzie w wojence padł,
rośnie na mogile białe róży kwiat. Tam pod lasem, gdzie w wojence padł, rośnie na mogile białe róży kwiat. Abbiamo qualcosa per Hans. È chiuso. Ma no, questo ci vuole poco ad aprirlo. Aspetta. C'è qualcuno? Ehi, c'è qualcuno? Ah, lascia, faccio io. Stai attento, eh. Ragazzi, guardate! Ci sarà pure qualche medicina qua dentro. Ehi, signori ufficiali! Ci sono delle fanciulle. Quanta grazia di Dio. E chi se l'aspettava questa festa? Che ve ne pare, eh? Oh, tesoro mio, piccioncino. Chiedo scusa se la signorina è nuda. Dove siete? Oh! Che spettacolo. Ce n'è anche per te. Cosa diavolo hai lì? Alcol puro. E che te ne fai? Semplice, me lo bevo. Sei suonato. Oh, suonato no, io me ne bevo un goccetto. È roba di prim'ordine, roba tedesca. E quelli sono precisi. Da qua che questo fa passare tutti i guai, ve lo dico io che me ne intendo. E alla fine potrete vedere voi stessi l'effetto che mi fa. Ho trovato dei medicinali. Che profumo meraviglioso. Salute. Su, ragazzi, cerchiamoci un posto dove passare la notte. Oh, torno non ne manca di certo. Sta un po' calmo, vecchio mio. Andiamo, non perdiamo tempo. Carla, amico mio, ancora non ti vedo doppio. Ehi, mi hai fatto venire la voglia. Tieni. Che cos'è, alcol? Puro. Accidenti, quanto è forte. Aveva ragione un Patrick, goccio questo anch'io, fa passare tutti i guai. Carl, guarda come sono tristi queste signore così sole e abbandonate. Suona qualcosa di allegro per loro. Bisognerebbe allungarlo con l'acqua. Madamigelle, si aprono le danze. Sai cosa ci suoni? Un valzer. Permette? Adesso falla finita, Patrick. Sentimi bene, generale, ci hai scocciati abbastanza dietro i reticolati. Patrick, smettila di fare il pagliaccio. Vieni, sei già mezzo sbronzo. Andiamo a cercarci un alloggio. Ciao. Mi fa uno strano effetto entrare in questo modo in casa d'altri. Pure a me. Ehi, che fiducia, hanno lasciato tutte le porte aperte. Ah, un pensiero gentile, ci fanno risparmiare la fatica.
È abbastanza comoda. Ci sono 5 letti, proprio uno per ciascuno. Di, sei stanco? Non avrai per caso un po' di febbre? Può darsi. Aspetta. Questa è bella. State a sentire qui. Wir empfehlen die Leute, die in dieses Haus eintreten. E le persone che eventualmente entreranno in questa casa prima del nostro ritorno sono pregate di non distruggere i risultati di un duro, lungo lavoro. A e G. Kluge. Sono molto cortesi il signore e la signora Kluge. Ma più che cortesi direi che sono pratici. Sei commosso, Hans? Non ti è ancora passata la sbronza a te? No! E poi non mi va di stare a sentire le vostre bagianate. Il tedesco scrive un biglietto e i polacchi lo leggono estasiati. Che fessi che siamo! Vorrei che fossero qui quei cari vecchietti, così li caccerei fuori a pedate nel sedere. E questa qui sarebbe la libertà. Il primo giorno di libertà, vero? Si limita tutto a cuocersi delle patate e a rotolarsi nelle coperte. Ecco a cosa si limita. Mondo schifoso. Questo è già qualcosa. Che cosa? Il fatto che puoi o no cuocerti delle patate e che puoi dormire sotto le coperte o puoi non dormire affatto, che non sei obbligato a fare niente, se non hai voglia di far niente, e se vuoi fare qualche cosa puoi sempre... Come no? Come no? Come no? Beh, io me ne vado a dare un'occhiata in giro. Vado a fare 2 passi. Ho bisogno di un po' d'aria. Vengo anch'io. Arrivederci. Non fare caso ai discorsi di Patrick. Prima, passando, ho visto su una porta la targa di un medico. Ci faccio un salto. Senti, Hans. Cosa? Niente, vado a chiamare il medico. È opprimente qui. Non sembra anche a te, Hans? È come se le loro ombre ci spiassero, per vedere che fine fanno i risultati del loro duro lavoro. Comunque dovremo sistemarci qui per qualche giorno, almeno fino a che non troviamo il modo di ritornarcene a Varsavia. Per me io ci resto anche qualche settimana. Qui io capiti. Tanto non ho più nessuno. Il calore di una casa, sbiadite immagini di un passato. Hans. 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 Svegliati, c'è il medico. Sono il dottor Rode. Prego. Allora, vediamo un po'. E il cappotto? E come? Ah, sì, naturalmente. E per favore, vorrei acqua, sapone e un asciugamano. Michel, va a vedere. Se ne avete, avrei bisogno anche di un po' di alcol. Ferita da arma da fuoco? Sì, dottore, 2 pallottole di mitragliatrice. Poteva andar peggio. Un po' di alcol, per favore. Ecco qua, ce n'è giusto un po'. Grazie. Alzi il braccio. Fa male? No.
E adesso? Un po'. È una brutta ferita. Per fortuna l'osso non è stato toccato affatto. Le farò un'iniezione calmante. Lei non mi sembra in buone condizioni. Ma che ci posso fare? Non sono stato io a ferirmi. Oh, lo credo bene. Lo credo bene. Le ore del mattino hanno l'oro in bocca. Conoscevo il signore e la signora Klüge, due coniugi assai previdenti ed economi. Voi, signori, avete finalmente diritto a un po' di riposo. Sono stato prigioniero anch'io, come voi, dei francesi nel 1918. Mi rendo conto della vostra situazione. Cos'è? Vuol fare il camerata? Oh, non sto tentando di fare approcci, Dio me ne guardi. Perché è rimasto lei? C'erano diverse ragioni per andarsene e altrettante per rimanere. Comunque questa è stata la prima volta che ho disobbedito agli ordini delle autorità e mi sono accorto di avere sbagliato. Fino all'altro ieri pensavo ancora di avere fatto bene a rimanere nella mia città, nella mia casa, che è nota a tutti coloro che possano avere bisogno della mia opera. Ma purtroppo la mia casa è stata violata da certi individui che non mi sento di definire nemmeno più esseri umani dopo quello che sono stati capaci di fare. Ma se questi individui si sono ridotti a tal punto, secondo lei di chi è la colpa? Io non accuso nessuno. È troppo buono lui. Non fa accuse. Evidentemente mi sono espresso male. Quello che è accaduto nella mia famiglia è al di fuori del normale concetto di colpa e punizione. Se sapeste che cosa ho provato quando ho visto mia figlia. Non avete degli antibiotici per caso? Guardi lei stesso. Qui ci sono un po' di medicine. Dove avete preso questa roba? Non c'è niente che possa essere utile, solo un po' d'aspirina. Erano polacchi? Chi? Quelli che vi hanno assaliti. Perché credete forse che dei polacchi non ne sarebbero stati capaci? Dottore, ci lasci quello che può servire al nostro compagno. Un po' d'aspirina per noi altri e grazie di tutto. La compiango, mi creda. Ho anch'io una figlia a casa. Lei ha capito che cosa intendevo prima quando ho detto di essere pentito perché non me ne sono fuggito come gli altri? Non lo so. Non so che pensare. Effettivamente i conti da regolare sono salati. Certo, altro che se lo sono. Ma la cosa più grave è che tocca regolarli a gente alla quale nessuno ha pensato di chiedere un parere e che paga questi conti con una moneta che non apprezzo. Grazie. Fra un paio di giorni verrò a dare un'occhiata alla ferita. Oppure, se si sente abbastanza in forze, venga lei stesso. Non è lontano da qui. Mi dispiace davvero, ma devo limitarmi ai soli ringraziamenti. Oh, ma che cosa dice? Io non ho fatto che il mio dovere. Arrivederci. Chi è che suona? È quel matto di Carla, ha scovato un organo. È un nostro compagno. Ognuno festeggia la conquista della libertà come può. Lui a Bach è abbastanza inoffensivo, mi pare. Grazie. Mi dica la verità, dottore. Lei ha paura che si ripeta quello che è successo ieri? Sì, è così, ho paura. Ma io e le mie figliole non possiamo farci niente, purtroppo. Dottore, quante figlie ha? Ne ho 3. Inga, di cui vi ho accennato prima, Lucia e la piccola Ellen, reduce da una grave malattia. Vi prego di scusarmi, signori. Arrivederci. Un momento, dottore. Lei e le sue figlie dovrebbero sistemarsi in un posto sicuro. Per esempio qui. Che cosa ha detto? Non posso credere che lei si diverta a prendere in giro un uomo che ormai non è che un povero disgraziato. Oltretutto mi sembra un pezzo di pessimo gusto. Non ho nessuna voglia di scherzare, dicevo sul serio. Aspetti, per favore. Senti, Hans. Deve decidersi.
Quegli uomini potrebbero tenere a mente la strada della vostra casa o potrebbero venirne degli altri. Che dirà Inga? Non vorrà. È già piuttosto tardi. Avanti, si sbrighi. Cercherò di convincerla. Comunque, tante grazie. Hans, tu devi essere impazzito. Ti rendi conto di cosa hai detto? Noi siamo appena usciti da un lurido campo di prigionia, dove abbiamo trascorso più di 4 anni infernali. Ne abbiamo passati abbastanza di guai, che diavolo! È tutto per colpa loro. Come puoi dimenticarlo? Lo so che quello che dico non è generoso, ma cerca di capire. Loro sono tedeschi. Sono i nemici. Noi non abbiamo proprio nessun dovere di aiutarli. E non ne abbiamo il diritto. Milioni di persone hanno giurato di non aver pietà. Loro hanno avuto pietà delle nostre donne fucilate con i bambini, come Maria. Si aspettavano forse che appena fossimo usciti dal campo ci saremmo messi a fare la guardia vicino al letto di una tedesca perché nessuno la toccasse. Ci hai pensato a questo? Ci ho pensato da molto tempo e ne abbiamo parlato anche, ma voi avete dimenticato i lunghi discorsi fatti in prigionia. Tu non te ne ricordi, Michel? Ma eri d'accordo con me quando dicevo che la vendetta non porta a niente. Io non voglio vendicarmi, li biasimo soltanto. Però tu permetti che altri si vendichino per te. È la stessa cosa. Non eri d'accordo con me quando dicevo che per ridare dignità agli uomini bisogna cominciare da noi stessi. Ah, la dignità! E che dignità vuoi trovare in un'esistenza pazzesca come la nostra, se non sappiamo più nemmeno per che cosa e per chi viviamo, combattiamo, moriamo? E allora riamoci d'odio. Rintaniamoci ognuno nella propria tana. È tutto qui quello che vi ha insegnato la guerra. È tutto qui. E forse avete ragione. Chi può dirlo? In fondo, significa solo poter scegliere. E voi avete scelto. E avete scelto diversamente da me, anche se i presupposti erano gli stessi. Hans, tu hai sempre avuto la tendenza a drammatizzare. Si vedrà in futuro. Ma sì, in futuro. Carl e il suo Bach comincia a seccare adesso. Ehi, un po' di tabacco rosso? No, grazie. Fai male. Una fumatina non si rifiuta mai. Ma se non vuoi, tanto meglio. Grazie. Senti, per chi sono tutte queste armi? Ah, non per voi polacchi. Ormai è ora che ve ne ritorniate tranquilli a casa vostra. Questa musica mi fa venire i nervi. Buon viaggio. Carl! Carl! Che cosa c'è? Smettila, non ne possiamo più. Ma dico, avrò bene il diritto di divertirmi come mi pare, no? Avanti, falla finita! Scendi, forza! Dov'è Patrick? Laggiù! Lascia in pace quell'organo e torna al tuo posto. Noi torneremo più tardi. Gli amici russi ci hanno invitato a una piccola festicciuola tra soldati. Meno male che siete in due. Perché? Perché in tutto fa 4 gambe. Forse gliela farete a ritornare. Buonasera. 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 Entrate, signorina. Accomodatevi, vi prego.
allora eccoci qua, la banda al completo. Queste sono le mie figliole, la piccola Ellen, Lucia e... tra noi tutti Lucia è quella che ha maggior senso della realtà ed è una cosa piuttosto insolita in una ragazza così giovane, ha appena 18 anni. 18 anni e mezzo. E questa è la maggiore, Inga. Adesso tocca a noi essere presentati. Giusto, allora io sono Hans, quello è Michel e Jerome. Ricorderò i vostri nomi per sempre e con riconoscenza infinita. Beh, in qualche modo dovremmo pure fare amicizia, ma non mi viene in mente proprio niente adesso. Facciamo una cosa, se non hai uno zio, piccola, perché non provi a chiamarmi zietto, eh? Sempre se ti va. Avevo uno zio, ma è caduto al fronte. Speriamo che non sia stato nessuno di questi signori a ucciderlo. Cosa dici, Lucia? Lo zio Peter è caduto in Belgio e loro sono dei polacchi. Peccato, la trovata dello zio non ha funzionato, è molto meglio lasciar perdere. Ragazze, penso che adesso sia meglio che andiate nella camera che vi è stata assegnata, Avanti, su, andate. Aspetti un momento, dottore. A quel che ho sentito, ha detto qualche cosa a proposito della camera che è stata assegnata alle sue figliole. Sì. E lei? Beh, io non posso muovermi, devo rimanere all'indirizzo che tutti conoscono. Io sono un medico, il solo, credo, in un raggio di parecchi chilometri. Ma che ragione c'è? Sappia che esiste una cosa che viene chiamata etica professionale. Mi è stata inculcata dai miei professori quando ero ancora un ragazzo e io non l'ho mai trascurata, glielo assicuro. Ho sempre fatto del mio meglio per non venire meno a questo principio, che è poi la base della mia professione. D'altra parte, che valore avrebbe il vostro gesto se io non potessi lasciarle sole? Tu le hai viste, non sono più bambine. E lui è un vecchio prusiano suonato. Che farai quando torneranno Carl e Patrick? Siamo in maggioranza, no? La maggioranza serviva in prigionia, ora abbiamo la libertà. Appunto, mettiamola alla prova. Che idiozie, alla prova. Anche tu che vuoi redimere il mondo aspetterai il momento buono per infilartele a letto. Non hai fiducia in me o in te stesso? Pianta la Boy Scout. Dove vai? Salgo in camera mia, passo la notte qui e domani tanti saluti, camerati. Si sono già sistemate, assicurato che non daranno il minimo disturbo a lei e agli altri ufficiali. Dica alle sue figlie di preoccuparsi per noi. È vero che per 5 anni abbiamo vissuto in un mondo esclusivamente maschile, ma non so se riesco a spiegarmi. Oh, come no, si è spiegato benissimo, benissimo. Posso risponderle a questo punto? Speriamo che in un avvenire migliore, gli uomini non siano più strappati al loro lavoro, alla loro casa, alle loro donne, ai loro figli. E certo, soprattutto ai loro figli. I bambini sono la poesia della vita. Adesso basta, papà. Torna a casa. Che cosa fa lei qui? Dottore, dov'è Inga? Se ne vada, per favore, se ne vada. Lei non può capire. Al contrario, posso capire benissimo. Ho chiesto dov'è Inga. Inga è in un posto sicuro. In un posto sicuro. Voglio vederla subito. No, questo è impossibile. E anche se... Sì? Continui. Anche se fosse possibile, non vorrei che lei la vedesse, Otto. No, non potrei permetterglielo, ecco. Tutte le SS se ne sono andate. Perché lei è rimasto? Perché non se n'è andato con gli altri? Senti, vecchio pazzo, non ho il tempo né la voglia di stare a discutere con te e di rispondere alle tue domande insensate. Ascoltami bene. Adesso tu vai da Inga e le dici che mi troverà tra le macerie del campanile e che venga a raggiungermi questa notte stessa e vedi di far presto. Perché deve venire? Questo no, no e no. Non dirò niente a mia figlia. Se tra mezz'ora non vedrò arrivare Inga, ti avverto che tornerò qui e sarà peggio per te. E poi la troverò lo stesso. Sta tranquillo. Mi sta minacciando? Non è una minaccia, è un avvertimento. Spero che tu non abbia già fraternizzato con i russi, compatriota? Fa come ho detto, senza perdere tempo. Heil. Quanto a me, ho promesso di fare il possibile per voi.
Per favore, mi aiuti. Venga. Venga qui nel mio studio. Come ha fatto a ridursi in questo stato? È molto grave. Si tratta di congelamento di 3° grado, capisce? I tessuti sono ormai andati. Sarò costretto ad amputare. C'è un medico qui? Sì? È gravissimo, non c'è un minuto da perdere. Che ne sa lei di queste cose? Beh, ero infermiere al campo. Ah, è cielo che ti manda. Allora, presto, lascia stare questo per adesso, mettilo là. Sta a sentire, sporco tedesco, se non ti occupi immediatamente Calmati, di questo... idiota! Là ce n'è un altro in condizioni peggiori, bisogna amputare e intanto sistemalo su una poltrona. È una donna. È mia moglie. Lavati le mani e mettiti il camice. Presto, presto, presto! Agli ordini, signor dottore! Ah, non perderò mai l'abitudine. È pazzo. Rimane qui un momento, tesoro. Ora ci occuperemo di te, eh? Avanti. Chi c'è adesso? Lei è tedesco, vero? Sì. Perché il vostro compagno non è sceso a mangiare? Non lo so. Michel fa così per darsi tono con gli altri, non fateci caso. È per colpa nostra. Ha perduto tutta la sua famiglia. Non c'è da stupirsi se preferisce restare solo. In un certo senso, come tutti noi, cerca di ricominciare a vivere. E per lui è molto difficile. Comunque dovrà mangiare qualcosa, no? Jerome, dove vai? Vado a raggiungere Carl e Patrick. Voglio farmi 2 risate anch'io. Perché? Hai bisogno di me tu? Aspetta, Jerome. Ciao, Boy Scout, buon divertimento. Beviamo il vino. Beviamo il vino. Cavalleggeri. La 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 la. La 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 la. Viva l'amore. Viva l'amore. Viva la vita. Viva la vita. Noi siamo tristi, ma non piangiamo Un mai. corteo in pompa magna. Abbiamo perfino le torce. Ma sto sognando. No, non stai sognando. È una ragazza, la vedo anch'io. Sono fatte proprio così le ragazze. Vera. Autentica fin nei minimi particolari. Amici miei, che sorpresina ci avete preparato. No, un momento. Lasciate che vi spieghi. Cosa c'è da spiegare? Una tedeschina, e allora? Una deliziosa tedeschina. Lasciala. Hai sentito, Carl? Dice di lasciarla lui, povero cocco. Ti ho detto di smetterla. Che? Ah, non hai ancora finito con lei. Va bene, aspetterò. Levati dai piedi. Metti giù le zampe. Adesso Hans mi hai seccato. Ringrazia il cielo di essere ferito, altrimenti... Signorina, vada in camera sua. Fermi. Fermi.
Mannaggia delle bestie. Quella ragazza è stata violentata da porci farabutti come voi. Ho promesso a suo padre che l'avremmo lasciata in pace e manterrò la promessa anche se voi non siete d'accordo. Non ti credevo così semidollato. Sei un impotente! Ma insomma, smette, che volete fare? Hai sentito, Carl? Non desidera dividere la sua roba con noi altri poveracci, men che meno la sua amichetta. E tu, Jerome, cosa ne dici? Ma che cosa vi sta succedendo? Andiamocene, Carl. Certo, qui si comincia a far comunella con i tedeschi. Quindi noi togliamo il disturbo. Saluti, ex camerati. Aspetta, Carl. Sì, anzi, io vado con loro. Hanno ragione. Non fai che parlare di solidarietà, di fratellanza. Ma la senti per i tedeschi, la tua solidarietà? Forse è meglio che noi ce ne andiamo. E dove? Si segga là piuttosto, vicino al fuoco. Cerchi di immaginarsi questa casa come un rifugio di montagna, dove ci sono degli estranei, obbligati a rimanervi tutta la notte. Che importanza ha sapere chi sono e da dove vengono? Sono solo degli uomini divisi dall'odio. Infatti. Questi uomini si chiamano nemici. Infatti. Che cosa succede allora in quel rifugio? Perché parla di uomini divisi dall'odio? Perché parlo di noi due. L'avrebbe picchiato? Non lo so come si fa a dirlo dopo. Ma stava per farlo. E crede che io avrei apprezzato il suo gesto? Anche se ha dato protezione a nemici vinti, non può pretenderne la stima. No, non la stima. Che cosa allora? Se crede che ci sarà della riconoscenza, si sbaglia. Non me l'aspettavo. Non se l'aspetta più. Voi avete pagato duramente. Molto duramente per la guerra e per tutto il resto. I conti sono regolati. Qualsiasi cosa ne pensiate. Lei sta imbrogliando di nuovo tutto con il suo donchisciottismo. Perché? Credevo di poter fare qualche cosa che vi ridonassi un po' di speranza. A noi o a lei stessa? A tutti, anche noi ne abbiamo bisogno. Parli al singolare. I suoi compagni se ne sono andati. A loro non serve la speranza. Hanno solo bisogno di donnacce e di vodka. Dove vuole andare? Mi scusi. In realtà le sono grata per aver tranquillizzato mio padre. Chi è? Chi è? Cosa c'è? Ah, tenente, piacere di incontrarla. Lei è del blocco C. Finalmente una faccia conosciuta. Cerchiamo da dormire. C'è posto? In abbondanza ovunque. Tenente, sa per caso dirci dove si trova il comando o qualsiasi altra autorità? Ci hanno sparato dietro per la strada e vorremmo fare il nostro rapporto. Chi è che ha sparato? Il comando è qui vicino. Andate dritto, poi girate a sinistra. Potete chiedere ai russi comunque. Grazie, tenente. Che si sa dei trasporti? Niente di preciso. Ci sono viveri? Ne arrivano domani. Ha detto che i posti letto non mancano. Molte case sono disabitate. Bene, arrivederci. Si sta al caldo qui e ci sono delle candele accese. È molto confortevole. Spero che ci sarà un posticino anche per me.
Come sarebbe? Per dormire, camerata. Sa, dove stavo prima, mi hanno chiuso la porta in faccia. Allora, quando ho visto che qui c'era luce, ho pensato che forse... Perché l'hanno messa alla porta? Oh, agli uomini non piace che dica loro la verità. E la verità è che quando alcuni diventano liberi, altri perdono la libertà. E io l'ho perduta. Cioè? Sì, perduta. I camerati laggiù, al contrario, affermano che da ieri siamo diventati tutti uomini liberi. Anche lei è di questo parere? Mi interesserebbe saperlo. Più o meno. Oh. Allora credo di capire che non potrò dormire nemmeno qui. No, aspetti. Resti pure. Là troverà anche delle coperte. Oh, grazie. Da quella parte. Questa tempesta porta molti estranei nel suo rifugio. Estranei. Sa qual era il sogno perenne di noi polacchi durante la guerra? Lo stesso nostro sogno, sopravvivere. Sopravvivere? Il vostro Führer aveva detto che avrebbe cancellato dalla faccia della terra la nostra patria, che l'intera nazione polacca avrebbe dovuto scomparire. Nur für Deutsch. A chi la vita? Nur für Deutsch. A chi la vittoria? Nur für Deutsch. A chi il mondo? Ai tedeschi. Solo e sempre ai tedeschi. Noi potevamo soltanto scegliere di morire. Capisce cosa significa? Poter scegliere la propria morte. Voi siete tutti responsabili di questo. Di avere creato in noi un'assurda forma di orgoglio. L'orgoglio di morire. Prima della guerra insegnavo in un liceo, ma volevo provare la mia esistenza con qualcosa di duraturo. Mia moglie mi ha messo al mondo 7 mociosi. Oh, quanto a questo era eccezionalmente dotata. Distruggeranno uno alla volta. Un anno prima che cominciasse la guerra, mi sono sentito definitivamente vinto. E più tardi non riuscivo a trovare qualcosa che mi obbligasse a vivere. Non ero legato a niente. Avevo perduto ciò che avevo sognato per tanti anni. Quello che mi restava al campo, non possedevo nulla ed ero superbamente libero. Dove? Al campo. Fino a ieri scrivevo la mia opera ed era come una folle orgia di intelletto per me. E non riuscivo a nascondere la mia felicità immensa. E questo ha fatto nascere dei conflitti, diciamo. I miei camerati ragionavano come animali, né più né meno. Però vorrei che lei le leggesse. Queste sono le mie riflessioni sul tema della nazione e della libertà. Uno scherzo storico fino ad oggi, cioè fino all'assurdo. Ma che cosa hanno fatto di lei? Non vuole leggerlo? No, non voglio e non posso leggerlo. Non sono più nemmeno in grado di capire. Come? I miei camerati non riescono a capire che è finito ormai il mondo mostruoso in cui hanno vissuto il loro orrendo incubo. Finito per sempre. È finito solo per voi. Per noi è ancora più buio, più terribile. Senza dubbio lei è un uomo buono e generoso. E quelli come lei rendono la vita ancora più incomprensibile. Non riesco a odiare gli uomini come si meritano. Lei me l'impedisce. Perché dice che glielo impedisco? Non so.
Resterà qui molto tempo? Qualche giorno. Soltanto qualche giorno. Non dipende da me. Io resterò qui. E quando se ne andrà, lei non mi avrà lasciato altro che una ben misera elemosina. Io stesso non sono che un miserabile. Povera Greta. Ci mettevamo sempre qui a chiacchierare. Avevamo la stessa età. È morta la tua amica? No, è partita come tutti. A quest'ora starà gelando senza dubbio in un carro bestiame, poveretta. Beh, anche per lei finirà presto. Ne sei contenta? E lei, signore? È difficile dirlo. Sembra che noi siamo quelli che hanno vinto. Non ha molto l'aria del vincitore, lei sa? I vincitori sono prepotenti e brutali, come quelli che sono entrati in casa nostra. Io non mi sento vincitore, infatti. So quello che intende dire. Io ho dimenticato tutto. Non credo più ai racconti delle fate. Vede, finalmente siamo riusciti a trovare un punto in comune. Anche se non credere più a niente non è giusto. Ci tieni proprio tanto a trovare qualcosa in comune tra noi due? Sì. Sì, Michel, perché è tutto così spaventoso? Non c'è nessuno e improvvisamente vengono degli uomini carichi d'odio. Per odio fanno alle ragazze quello che ci si aspetta dall'amore. Ma forse è solo un orribile sogno. Dimmi che non è vero quello che ho visto. Forse a te posso ancora credere. Sì che puoi. Puoi credere in me. E io voglio credere in te. Nonostante tutto ci siamo ritrovati. Maria. No, Luci. Hai sentito? Sì. Vado a vedere cosa succede. Camerati, allarme. Allarme, abbiamo avuto l'ordine di presentarci immediatamente al comando. I tedeschi stanno attaccando, forzano le linee, siamo in pericolo. Certo, figuriamoci. La cosa più importante per i nostri è il fronte. Avanzano e si lasciano indietro i tedeschi. Non si preoccupano di noi, che siamo qui come mosche in trappola. L'avevo detto io di non fermarci, che era rischioso, ma voi volevate riposarvi. E adesso, eccoci qui serviti tutti quanti. Smettila di scalmanarti, stai dicendo fesserie. Michel, che è successo? Hans, ti prego, stammi a sentire. C'è l'allarme, la faccenda è molto grave. Bisogna prendere delle decisioni, e subito. Senti, io avrei una cosa da proporti. Forse queste ragazze adesso possono esserci utili. Signorine, i vostri compatrioti si divertono a giocarci dei brutti tiri. Perché vogliono prendere la città? Noi siamo gente onesta, ben disposta. Credevamo che tutto fosse finito. E ce ne stavamo là tranquilli. Non potevamo pensare che tutto a un tratto noi avremmo... Professore, ha sentito cosa sta succedendo? Ah, no, grazie. Non mi interessa. Sarebbe a dire. Gli allarmi non mi riguardano più. L'età della coscrizione è passata per me. Già da quando ero al campo. Resterò ad aspettare qui. Ma che cosa? La pallottola che deciderà del mio destino, amico mio. Soltanto quella. Michel. Addio, Lucia. Mi dispiace, ma non posso nemmeno dirti arrivederci. Vengo con te. No, rimani. Tu non corri nessun rischio. Spegnete tutte le luci e chiudete bene la porta. Oh, Inga, se ne vanno sul serio. Papà. Papà, in che stato sei? Devo parlarti, figliola, è una cosa molto importante. Ti ascolto. Sono venuto a metterti in guardia. Otto è vivo. È venuto a casa e pretendeva che tu andassi a raggiungerlo. Era fuori di sé, mi ha minacciato. Ti scongiuro, non andare da lui, non seguirlo. Dov'è nascosto? Tra le rovine
del campanile, almeno così ha detto. Inga, vi supplico, chiudetevi in casa, qui siete al sicuro per ora. Stiamo cercando di organizzare una tradotta per i feriti. Tenterò di sistemarvi lì in qualche modo, ma fino a quel momento non muovetevi di qui. E se i nostri riescono a rientrare nella città? I nostri, ma non capisci, piccola stupida, che noi tedeschi abbiamo perso la guerra. Scusa, mi sono alzato la voce, tesoro. Questa infernale tensione mi fa perdere la testa. Date retta a vostro padre, figlioli. Io cercherò di fare una scappata più tardi. Ora devo ritornare da quei miei disperati. Inga, ti prego, non mi far più soffrire, figlia mia, abbi pietà di me. Che cosa fa? Sono pericolose quelle carte. Oh, sono pericolose perché sono piene di menzogne o di falsi ideali, se preferisci. Ho riflettuto molto e sono arrivato a questa conclusione. Cioè che l'uomo è libero solo quando non ha più niente. E allora accade che non può più obbedire né alle leggi dell'amore né a quelle della disperazione. Era così quando eravamo prigionieri. Noi tutti ci accostiamo diffidenti e impauriti alla libertà riconquistata. Perché in realtà non si può sfuggire all'amore e tantomeno alla disperazione. Sottotenente Bogucchi un fucile. Sottotenente Psegroschi. Segroschi un fucile mitragliatore. Attenti! Sottotenente Olginski. Olginski un fucile. Sottotenente Brick. Brick un fucile. Ecco la lista dei nostri ufficiali. Presto, Grazie, signori. tenente. Tieni. Le armi sono finite, Jerome. Ci sono solo queste 2 cassette di bombe a mano. Arrangiatevi. Arrangiarsi. È una parola. Non ho più nulla. Se arrivano feriti, prendete le loro armi. Vattene. Tu non avrai armi. Proteggi i tuoi amici tedeschi con un attizzatoio o con i ferri da calza. Andiamocene. Ai vostri posti. Non prendertela, Hans. Tanto tu sei ferito. Se vedi Lucia, dille... Lotone, attenti! Fianco destro! Avanti! March! Di corsa! Dove vai? Vado da Otto. Il mio posto è vicino a lui. E non nel letto del vincitore. Credi che io l'abbia fatta per vigliaccheria? No, perché ti andava. A quest'ora il tuo eroe sparerà ai tedeschi. Volevo poter scegliere, non come è successo a te. Infatti hai scelto. Avevo orrore del mondo intorno a me. Ora so che basta fare un passo per uscirne fuori. Cioè calarsi le mutandine. Inga! Inga! Inga, dove vai? Il mio dovere è di non tradire. No, non andare da loro. Aspetta, loro vogliono continuare a combattere, attireranno la vendetta sopra di noi. Loro, cioè i tedeschi. Inga, per carità, per pietà, aspetta un momento solo, scongiuro. Stai decidendo della tua vita. Va bene, cercherò di spiegarti. Odiavo questa guerra sanguinosa e tutte le fanfare, gli stendardi e la nostra maledetta stolta superbia. Ma è roba mia, la mia gente, il mio paese. Nonostante tutto io ci credevo. Ora so cosa ha portato questo. Che l'ultimo ubriacone può strapparmi di dosso le sottane.
Sapevo che saresti venuta. È tanto che ti aspetto. Fa un freddo spaventoso qui. Come mai? Stanotte ho ascoltato il nostro Führer. Se tu l'avessi sentito, noi sappiamo farla la guerra. Se cadremo, tutto il mondo cadrà con noi. L'universo intero si dissolverà. Un paese come il nostro deve saper vincere, altrimenti non vale nulla. Se devo essere sincero, non ero certo che saresti venuta. Ma per fortuna la fedeltà tedesca esiste ancora. Ancora. Non bevi un po' troppo? Per forza si è sempre costretti a bere. Quando si fa la guerra, fa parte della vita del soldato. E poi con questo freddo. Tieni, bevi anche tu. Ti farà bene. Attenzione, attenzione. Erika 3 a 30. 8. Erika 3 a 30. 8. 8. Il sole sorge. Il sole sorge. Attenzione, attenzione. 30 a Erika 3. 30 a Erika 3. 30 a Erika 3. Arrivano. Sono il tenente Walizewski. Ho l'ordine di avvertirla che l'attacco è iniziato. Lo so, tenente. Cercate di respingerli. L'importante è che non si impadroniscano dei fabbricati. Sì, signor colonnello. Nel caso ci riuscissero, il che non è improbabile, tenterete di circondarli. Io vengo subito. Sì, signor colonnello. C'è altro? I tedeschi ci sparano addosso con pallottole incendiarie. Abbiamo morti e feriti. Può andare, tenente. Chiamami Kiev. Kiev, qui Cracovia. Il colonnello vuole parlare al vostro comando. Chi parla? Qui Cracovia. Sì, sono io. Sono in linea. Qui Kiev. Un momento. Il colonnello polacco vuole parlarle, signore. Sì? Colonnello? Colonnello? Perché ha fatto cessare il fuoco? Ah, sì, esatto, stanno combattendo. Credo che reggeremo. Abbiamo delle perdite. Abbastanza. Ma cercheremo di respingerli. Chi ha mancato il bersaglio? Io. E tu vorresti fare la resistenza? Imbecille che non sei altro! Questa maledetta si è inceppata. Fa vedere, sono costretto a fare sempre tutto da me. Metti fuori la testa e dimmi che succede. Avanza! Far saltare il ponte? È un peccato.
Dicevo che è un peccato, è un bel monumento di architettura gotica. Vengo anch'io. Sì. Da dove vengono questi spari? Qualcuno ci sta tirando addosso dal campanile. Dal campanile, bisogna prenderlo. Andiamo. Dobbiamo arrivarci dai lì. Se no sarà impossibile beccarlo, almeno prima che lui abbia il tempo di beccare noi. Coraggio! Spara! Che cosa aspetti? Senti, Patrick, ci deve essere ancora qualcuno lassù. Chi? Non lo so, forse mi sbaglio. Forse è solo un'impressione, ma non credo che fosse solo. Andiamo a vedere. Vieni, Patrick. Avanti, spara! Avanti, spara, puttana! Ammazzali tutti! Spara! 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 Ammazzali! Ammazzali!